Buongiorno amici di Calcio Napoli 24, benvenuti nella puntata di quest'oggi di Buongiorno Di Maro. Chi vi parla è Marco Lombardi, ringrazio Carmine Fiorellino alla telecamera, ringrazio anche Raffaele Passante in regia e ovviamente ringrazio tutti voi che ci state seguendo in questi minuti. Giorno 7 di ritiro, quindi allenamento mattutino. Oggi il programma prevede l'allenamento appunto questa mattina e poi oggi pomeriggio invece ci sarà riposo per la squadra di Antonio Conte, che è reduce dalla sconfitta di ieri in amichevole per 3-1 contro l'Arezzo. Dopo l'allenamento mattutino oggi pomeriggio il Napoli non si allena, quindi riposo per gli azzurri, che non scenderanno in campo ma potranno rifiatare un po' dopo tutti questi giorni di doppie sedute. A partire da sabato, di fatto 18 luglio, fino a ieri mi sono state tutte doppie sedute, poi ieri invece pomeriggio l'amichevole, e quindi ci si riposerà un po'. Noi invece non ci riposeremo affatto, perché alle ore 16 parlerà in conferenza stampa il direttore sportivo azzurro Giovanni Manna, che quindi non ci lascerà riposare affatto, anzi sarà molto importante ascoltare le sue parole e capire cosa appunto ci dirà dopo aver anche visto poi gli azzurri ieri sconfitti contro l'Arezzo di Cristian Bucchi. E prima di collegarci poi con la tribuna stampa con Manuel Guardasole, che penso sia pronto e già attivo per mettersi in contatto con noi, ovviamente poi saluto e ringrazio anche Simone Guadagno e Riccardo Nicotra. Volevo però fare un passo indietro e tornare a ieri pomeriggio, quando alle ore 18 il Napoli ha perso per 3-1 contro l'Arezzo, e quindi anche andare a dare uno sguardo a quelli che sono stati i gol e le azioni salienti della gara. Ed ecco che quindi, grazie al nostro Raffaele Passante in regia, io direi di andare a vedere proprio gli highlights di Napoli-Arezzo 1-3. Dopo 11 minuti nel corso del primo tempo, Napoli 0, Arezzo 1.
Il Napoli accorcia le distanze con il numero... Al minuto numero 44 in questa ripresa realizzava Shaka Mavuli. Ed ecco quindi le immagini di Napoli-Arezzo 1-3, i gol appunto dei toscani. Cerri ha segnato di testa, poi dopo andremo ad analizzare tutte le varie situazioni, mentre il Napoli ha segnato con Matteo Politano e quindi dopo aver sbagliato un rigore tra l'altro. Quindi io a breve, ripeto, mi collegherò con Manuel Guardasole dalla tribuna stampa, c'è anche ovviamente il nostro Simone Guadagno. Prima però vi chiedo di iscrivervi al nostro canale, di seguirci su TikTok. Saluto Fabio Esposito. Lo fate vedere l'allenamento? No, perché il Napoli non ce l'ha permesso neanche oggi, ma alle 16 appunto vi mostreremo in diretta video la conferenza stampa di Giovanni Manna. Chiedo a voi anche di poi commentare tutto ciò sotto le domande che volete, e credo che abbiamo tra l'altro anche il video della nuova maglia replica, se non erro, girato dal nostro Manuel Guardasole, e magari sì, se Raffaele Passante regia può mostrarlo, direi di farvi vedere anche questa nuova chicca, ovvero la maglia replica del centenario, direttamente dallo store degli azzurri qui a Di Maro. Ecco le immagini. Amici di Calcio Napoli 24, ci troviamo all'interno dello store a Di Maro Folgarida e è arrivata la maglia replica. Ve la mostriamo da vicino per chi volesse acquistare quest'altra tipologia della maglia home. Ovviamente c'è tutto, tutti i dettagli, ma semplicemente è diversa la composizione dei materiali. Come sempre accade con la maglia replica, c'è comunque il logo del centenario, è chiaro che è di un diverso materiale, un diverso tessuto, non come quello della maglia gara. Ve la facciamo vedere integralmente. C'è anche MSC e A7 Dongfeng come sleeve sponsor. Andiamo alla parte del retro, c'è Partenopei, eccola qui, proprio come la maglia home, e Sorgesana in fondo a completare questa maglia replica. Il prezzo, Simo? 60 euro. Beh, non male, non male. Vediamo se possiamo 59, anche 59 per la precisione. Ci sono tante taglie. La vestibilità mi sembra piuttosto simile anche a quella della maglia gara home. Eccoci, rieccoci, l'abbiamo vista la maglia replica degli azzurri per la stagione 2026-2027. Andiamo a dare uno sguardo anche a quelle che sono le notizie del mattino. Ripetiamo che oggi pomeriggio gli azzurri non si allenano e saranno tra l'altro a cena fuori in malga. Le malghe sono queste specie di ritrovi in montagna qui in Trentino. E quindi dicevo, secondo quanto riportano dei colleghi del Corriere dello Sport, stasera gli azzurri avranno una serata libera e potranno anche andare a cena liberamente. Chissà se invece anche lo staff di Allegri andrà a cena. Comunque potremmo avere una bella sorpresa fra poco, ovvero delle immagini dalla mostra dei trofei e delle maglie, con una sorpresa stile quella di ieri mattina. Quindi non lasciate il nostro canale, anzi rimanete con noi e iscrivetevi anche al nostro canale. Io mi guardo ogni tanto da qua perché attendiamo la venuta di quest'auto nera che dovrebbe portare a bordo questa sorpresa, e inoltre ovviamente poi se passa qualche tifoso possiamo anche farlo intervenire.
Ripetiamo, poi sarà oggi la conferenza stampa di Giovanni Manna alle ore 16 e noi ve la trasmetteremo in diretta video integrale, quindi senza nessun embargo video, sì, quindi nessun problema. E nel frattempo poi ora cambiamo anche l'inquadratura e mostriamo fisse le immagini dell'allenamento di ieri mattina, l'allenamento, o meglio dell'amichevole di ieri, scusatevi. L'allenamento invece di questa mattina deve ancora prendere il via e ovviamente poi attendo anche info da Simone Guadagno, che è all'interno della tribuna, mentre Manuel Guardasole sta cercando di far sì che tutto possa essere fatto al meglio per questa sorpresa di cui vi stiamo dando contezza adesso. Abbiamo visto qui gli azzurri in mezzo al campo. Vado a rileggere quelli che sono stati i top e flop dell'amichevole Napoli-Arezzo 1-3, rubrica curata dal nostro Manuel Guardasole, che ieri ha visto ovviamente la partita insieme a noi in tribuna stampa, e di certo i suoi top e flop hanno riscosso molto successo qui sul nostro portale, che vi invito sempre a consultare, www.calcionapoli24.it, per essere sempre aggiornati. Allora, fra i top per Calcionapoli 24 di Napoli-Arezzo ci sono Miguel Gutierrez, Antonio Vergara e poi il duo brasiliano Giovane Alisson Santos. Entrambi appunto hanno vissuto di fiammate questa partita, però comunque bene o male si possono annoverare fra i migliori. Miguel Gutierrez, anche lui forse il migliore secondo me, fra i suoi calci piazzati, fra i suoi cross precisi per gli attaccanti, che però non hanno poi portato a reti. E inoltre vi dico che fra i top c'è anche Antonio Vergara, l'unico che di fatto ha provato ad incidere nel secondo tempo, poi ha anche conquistato il rigore per il fallo subito. Intanto appunto l'allenamento non è ancora iniziato, però mi avvisa Simone Guadagno dalla tribuna. E invece per quanto concerne i flop, vi dico che abbiamo inserito nei peggiori, fra virgolette, di questa amichevole, che comunque lascia il tempo che trova, il nostro Manuel Guardasole ha inserito Jesper Lindstrom, che comunque la mezzala, quando la palla ce l'ha l'Arezzo, sale in pressione al fianco della punta Rasmus Højlund e forma una sorta di 4-4-2, ma comunque è stato abbastanza evanescente. Rafa Marin e Rachmani, anche loro una coppia da rivedere. Nel primo tempo non hanno fatto granché, tanto che si perdono Cerri in maniera clamorosa, e poi anche Lorenzo Lucca inserito fra i flop. Sfortunato, distratto o psicologicamente da recuperare, si chiede Manuel Guardasole, e questa domanda poi io la giro anche a voi che state seguendo sul nostro sito, sulla nostra diretta YouTube. Anzi, siete già tantissimi, vi invito a continuare a cliccare il tasto iscriviti, quindi iscrivetevi al nostro canale. Voglio salutare Giuditta Marciano, buongiorno a tutti voi, complimenti per la diretta di Maro, grazie Marco, Manuel e compagnia, e dallo studio complimenti a Ciro e Ale. Buongiorno, ciao, buongiorno a voi. Vi dico che la compagnia di cui Giuditta Marciano a cui faceva riferimento sono ovviamente Simone Guadagno e Riccardo Nicotra. Dalla tribuna, che appunto vede per il momento il campo vuoto, mi avvertono che oggi dovrebbe esserci ancora del lavoro fisico, quindi atletico, per gli azzurri. Io mi affaccio qui per vedere se ci sono novità, ma niente, attendiamo sempre questa ipotetica sorpresa che stiamo cercando di realizzare per voi. Anzi, vi tengo un po' sulle spine, non vi dico di cosa si tratta, ma di cosa si tratta invece ciò che abbiamo visto ieri lo sappiamo bene, perché appunto c'è stata
un'ennesima prima amichevole con una sconfitta, ma a proposito di difesa ci avvertono dal Corriere dello Sport che Buongiorno si opera oggi, tra l'altro in Catalogna, quindi nei pressi di Barcellona, e non sarà quindi disponibile per almeno 4 mesi. Mamma mia, davvero una batosta per il giocatore ex Torino, che bene o male comunque solo i primi 6 mesi della prima stagione ha dato davvero il suo contributo, poi fino ad ora diciamo è stato abbastanza zoppicante il suo impiego, e anche la sua utilità è stata abbastanza zoppicante. Per quanto riguarda invece Rao, ieri noi l'abbiamo inserito fra le note positive e vi dico che sembra essere sfumata per il momento il suo trasferimento al Palermo, quindi per il momento Rao resta in azzurro. E fra le varie novità della giornata di ieri, quindi anche di questa mattina, ci sono le info in merito alla festa del centenario azzurro, che prenderà il via il 1° agosto alle ore 19:26 in piazza Carità, che di fatto un tempo era la sede storica, appunto luogo che appunto è profondamente legato alle origini del club e alla sua prima sede sociale. Da piazza Carità ci sarà appunto l'apertura di questa festa, questo centenario. A scandire questo via ci saranno i rintocchi delle campane di 100 chiese della città, in un unico richiamo capace di attraversare Napoli e coinvolgere l'intera comunità, insieme a una scenografica fumata azzurra che darà ufficialmente il via all'evento. Seguirà il taglio del nastro, la presenza del presidente De Laurentiis, del presidente della regione Campania, Roberto Fico, del sindaco Gaetano Manfredi, del prefetto di Napoli Michele Di Bari e del questore di Napoli Maurizio Agricola, quindi tutte le autorità napoletane e campane saranno presenti. Da piazza Carità partirà quindi poi la processione azzurra verso piazza del Plebiscito, accompagnando il Napoli e la città dal racconto delle proprie origini alla celebrazione del centenario. L'idea nasce dalla tradizione delle processioni popolari e religiose della Campania. La processione azzurra attraverserà il centro cittadino lungo un percorso di circa 1 chilometro, ovvero attraversando piazza Carità, via Toledo, via Santa Brigida, via Verdi, via San Carlo, piazza di Vieste e Trento e piazza del Plebiscito. Quindi sono queste le strade interessate. Ci sarà inoltre il Pizza Village del centenario a piazza Municipio, uno dei principali luoghi di aggregazione della manifestazione, con accesso gratuito, un programma dedicato all'intrattenimento e alle eccellenze della tradizione gastronomica napoletana, quindi pizza e bibite gratuite, immagino. E poi a partire dalle 20:26 il club appunto offrirà gratuitamente migliaia di tranci di pizza margherita e bevande. Ecco, appunto, saranno inoltre donate pizza alle persone in condizioni di maggiori fragilità, grazie alla collaborazione con il Banco Alimentare Campania. Poi alle 20:45 avrà inizio in piazza Plebiscito la cerimonia ufficiale del centenario, con il presidente Aurelio De Laurentiis, le leggende del Napoli e gli ospiti della serata, che daranno inizio a una narrazione che ripercorrerà 100 anni di storia azzurra tramite l'ausilio di musica, immagini, testimonianze, performance artistiche e contenuti multimediali. Quindi sarà davvero una lunga serata. Poi ci sarà l'after party dalle 22:30 con Radio Kiss Kiss e tutte la musica e tutto ciò che è adatto ad una festa. Quindi davvero sarà una serata bellissima. Noi ve la racconteremo ovviamente in diretta, come sempre ci confà, ecco. Mentre anche il 31 luglio noi saremo in giro per la città con la festa realizzata dagli Ultras del Napoli e la processione appunto degli Ultras del Napoli. Ragazzi, ci scrive Tiki Taka deprecato: ragazzi, il Napoli ha tanti problemi, mettetelo in testa, fra vecchi e gente rotta che nessuno vuole più e l'anno più complesso di sempre. Io fossi in voi sarei piuttosto cauto con le parole e quindi sarei piuttosto cauto con un giudizio. Sì, tra l'altro
già vi diciamo, grazie anche a Claudio Russo, che la processione azzurra, quindi dalle 19:26, con De Laurentiis, Fico, Manfredi e tutte le autorità, la processione azzurra che arriva fino a Piazza Plebiscito ve la mostreremo tutta in diretta, ovviamente, mentre per volere del Napoli la cerimonia a Piazza Plebiscito sarà trasmessa da noi in differita, però comunque bene o male vi aggiorneremo con foto su tutto, perché le foto ovviamente possono essere pubblicate, e poi ci dovremmo anche tra l'altro ragguagliare con l'ufficio stampa del Napoli per capire se i video magari singoli possono essere trasmessi subito a fine evento, ma questo ve lo diremo più in là. Mattia Tammaro ci chiede: ma quale sorpresa c'è? La sorpresa che avevo, diciamo, preannunciato prima: ci sarà probabilmente qualcosa all'interno della mostra, però qui dei musei, delle maglie e dei trofei, però non vi spoilerò ancora nulla. Aspettiamo l'inizio del campionato, dice Elof. Oggi si vede l'allenamento, ci scrive Ciro Esposito, anzi. No, perché il Napoli non ha deciso di avere le nostre telecamere, di quelle degli altri media, all'interno della tribuna di Di Maro. Ecco appunto, e invece oggi vi trasmetteremo dalle 16, anzi anche un po' prima saremo in diretta, per la conferenza stampa di Giovanni Manna all'interno del Teatro Comunale di Di Maro, quindi finalmente sentiremo una conferenza stampa e finalmente sentiremo la viva voce del direttore sportivo azzurro, che bene o male avrà tanto da dire, perché comunque ci sono molte situazioni da dover dirimere per la società sportiva Calcio Napoli. Quindi Ciro Solimene invece ci scrive: oggi c'è allenamento? Sì, assolutamente c'è allenamento stamattina, ma ancora deve iniziare, quindi noi abbiamo i nostri colleghi Simone Guadagno, Riccardo Nicotro e Emanuele Guardasole all'interno della tribuna stampa dello stadio comunale di Carciato, ma ancora non abbiamo info su quando inizierà. Penso a brevissimo allenamento, che dovrebbe essere comunque di scarico questa mattina dopo la partita di ieri. Poi ci tenevo a sottolineare quanto ieri per la prima volta non ci sia stato di fatto il sold out qui a Di Maro, 1300 spettatori, tra l'altro non abbiamo neanche visto per la prima volta quei soliti tifosi che si assiepavano dietro le siepi di fronte alla tribuna centrale, cercando di carpire qualcosa, non avendo potuto acquistare il biglietto. Quindi questo è l'ennesimo sintomo di come quest'anno a Di Maro ci sia comunque molta meno gente rispetto al solito, molti meno tifosi, e quindi sarà divertente poi capire se domenica contro la Carrarese ci sarà invece il sold out, o meglio sarà curioso, non divertente. Giuditta Marciano: oggi chissà questa conferenza stampa di Manna, non è che ci dirà che il Napoli sta a posto così, abbiamo tutti i ruoli saturi, non si farà mercato? Non oso pensare a una cosa del genere, ci dice Giuditta. Innanzitutto io vi chiedo a voi che ci state seguendo, che domanda porreste a Giovanni Manna se foste nel teatro insieme a noi, e soprattutto su cosa, diciamo, vorreste basarvi per fare queste domande. Quindi vi chiedo un po' chiedo un po' a voi di fare i giornalisti, e vi chiedo appunto di immaginare qualche domanda da fare al DS azzurro. Roberto Norelli ci dice: Roma, Inter, Como, Juve e Milan sono davanti a noi. Per me mi sembra un po' esagerata questa dichiarazione. Tra l'altro io vorrei ricordarvi che il Milan e la Juventus quest'anno giocano l'Europa League, che comunque ha 8 partite molto pesanti da fare giovedì, quindi tra l'altro per due club che non sono affatto abituati a giocare questa competizione, quindi io fossi in tutti sarei più cauto con i giudizi. Stiamo poi sempre vedendo nel doppio riquadro le immagini della partita di ieri, il 3-1, la sconfitta degli azzurri contro l'Arezzo di Cristian Bucchi, che
ha nuovamente battuto il Napoli dopo aver vinto 2-0 l'anno scorso. Ci sono poi anche delle notizie in merito alle reazioni in casa Napoli da parte della dirigenza alla sconfitta. Infatti De Laurentiis insieme alla moglie scrive il Mattino, ha assistito all'amichevole d'esordio del Napoli di Max Allegri. Viene accolto da un caloroso saluto da parte di tutti i tifosi, il mister e anche il presidente. Ovviamente nessuno pensa che sia una tragedia questa amichevole, anche la gente che ogni giorno riempie lo stadio per gli allenamenti esce sorridente e serenamente. Il 4-3-3 è stato il sistema di gioco all'inizio del match, senza alcuna variante e variazione, se non negli uomini in campo. Questo sì, assolutamente. Non c'è stata nessuna modifica al 4-3-3 di Allegri durante la gara, se non appunto quello che abbiamo sottolineato noi, ovvero il 4-4-2 in fase di non possesso, con Lindstrom che di fatto faceva quasi la collante con Rasmus Højlund. E intanto leggo qui anche dalla chat, chiederei, dice Pasquale C, dice chiederei a Manna se si punta ancora su De Bruyne e se Rabiot è un regalo da fare al mister, che a me piace tantissimo. Quindi sono queste appunto le dichiarazioni del nostro amico Pasquale. Vedo qui un tifoso con la maglia dell'Ajax, vedo tifosi stranieri che arrivano qui verso lo stadio. Ieri perlomeno si è giocato a pallone un minimo, dice Alessio Toscano. Beh, vero, un po' si è visto qualcosa di diverso sicuramente. Dice Leonardo Scarico, ci vogliono assolutamente 2 difensori e un attaccante, Lucca deve essere ceduto. In merito a Lucca poi ci sono anche notizie sulle sue condizioni fisiche dopo l'infortunio subito ieri proprio nella sfida contro l'Arezzo. Arriva appunto proprio il bollettino medico della SSC Napoli, che vi leggo in questo momento. Sembra che l'attaccante del Napoli si è fatto male ieri nel corso della partita contro l'Arezzo e le sue condizioni saranno monitorate con attenzione nei prossimi giorni, perché il centravanti azzurro ha subito una distorsione alla caviglia destra e sarà dunque appunto valutato nei prossimi giorni. Rischia dunque di finire qui il ritiro di Lucca a Di Maro. Distorsioni di primo grado di solito fa ottenere 1 o 2 settimane di stop, quindi quella più la distorsione base fa avere 1 o 2 settimane di stop. Intanto comunico anche con i miei colleghi. Vorrei magari anche farvi sentire le parole di Christian Bucchi dopo la vittoria di ieri. Ora comunico con la regia per appunto farvi sentire anche le parole di Christian Bucchi e appunto le parole di allenatore all'Arezzo, che ieri appunto ha vinto l'ennesima partita. E intanto sì, ci dicono dalla regia che il video è pronto, quindi ascoltiamo le parole di Christian Bucchi dopo la vittoria contro il Napoli per 3-1. Allora, con mister Bucchi al termine di Napoli-Arezzo, mister, come si dice, è solo calcio di luglio, però intanto partire così non è male, Sì, assolutamente, dai, ci fa piacere, ci dà autostima, però come hai detto tu è calcio, una volta si diceva calcio d'agosto, adesso nemmeno ad agosto siamo arrivati, quindi siamo ovviamente in una fase molto embrionale, noi e soprattutto il Napoli, insomma, che è partita dopo di noi, è nel pieno dei carichi, poi cambiando guida tecnica credo che abbia bisogno di tempo per metabolizzare un po' le idee del nuovo mister, però sono convinto che il Napoli farà un'ottima stagione su tutti i fronti e che l'Arezzo possa togliersi belle soddisfazioni in un campionato per noi molto difficile, però che
ripeto, credo che con l'atteggiamento giusto e tirando fuori il meglio di noi potremmo anche divertirci. Mister, siamo solo all'inizio, per oggi l'Arezzo ha mostrato buone cose. Sì, ci agevola abbastanza il fatto di lavorare insieme da più tempo. Io ho avuto la fortuna di lavorare con questi ragazzi già 2 anni fa per alcuni mesi, tutto lo scorso campionato, quindi questa preparazione è partita per noi conservando uno zoccolo duro importante che aiuta ovviamente nella proposizione del lavoro, delle idee, del gioco, quindi da questo punto di vista siamo avvantaggiati e questa è una cosa che sicuramente dovremmo sfruttare a nostro favore. È solo un amichevole, ma per te che hai un bel pezzetto di cuore azzurro è sempre emozionante giocare col Napoli. Assolutamente, anzi colgo l'occasione per l'ennesima volta di ringraziare il club per darci questa opportunità per il secondo anno consecutivo di disputare un amichevole. Speriamo che possa diventare una piacevole ricorrenza, insomma, nel tempo, e quindi insomma è bello soprattutto vedere i nostri ragazzi, molti dei quali non hanno giocato ancora in Serie B, cimentarsi con grandi campioni. Insomma, credo che sia stimolante, sia bello e insomma faccia parte di una giornata che molti ricorderanno. Del Napoli cosa mi dici al volo? Ma ho visto una grande serenità, credo che l'arrivo di Allegri abbia non so se rimesso a posto un po' quel malessere, quel malumore che c'era verso la fine stagione passata. L'esperienza di Max credo che servirà moltissimo a questa squadra per ritrovare la solidità che ha sempre avuto, e sono convinto che farà benissimo in campionato e soprattutto in Champions, dove credo che Allegri abbia sempre fatto grandi percorsi e grandi risultati, quindi credo che l'allenatore più giusto il Napoli non potesse trovare. E abbiamo sentito le parole di Cristian Bucchi, arrivano anche i ragazzi, i colleghi dello staff comunicazione del Napoli, li salutiamo e mandiamo loro un grande abbraccio e un buon lavoro. Salutiamo anche gli altri dirigenti del Napoli e ci è arrivata comunicazione che domani, dopo l'allenamento mattutino, a bordo campo ci sarà la presentazione dello staff di Allegri e staff di Allegri e anche del tecnico stesso. Diciamo che è stata stravolta completamente, è stato stravolto anzi il senso di questa presentazione, perché negli anni scorsi addirittura venivano effettuate delle domande o da parte dei tifosi o da parte della stampa allo staff tecnico. La serata era in programma 2 sere fa, ovvero martedì sera, è stata riprogrammata da destinarsi. Ora ci hanno comunicato che sarà sarà messa in scena domani, quindi venerdì mattina, dopo l'allenamento mattutino, però a bordo campo, quindi non sul palco qui del Summer Village come avevamo immaginato noi, ma a bordo campo, quindi non so neanche se le telecamere poi dei nostri operatori potranno entrare, credo proprio di sì. Carmine è abbastanza attonito, magari adesso ci dirà qualcosa in merito il nostro Manuel Guardasole, che invece non è in tribuna, ma è all'esterno del Summer Village. Ciao Manu. Buongiorno caro Marco, buongiorno a tutti voi, mi sentite bene? Sì, io ti sento benissimo. Perfetto, perfetto. Siamo all'esterno del campo di calciato perché l'allenamento ancora non è iniziato e chissà che oggi veramente non ci sia una rapidissima sgambata, perché come sai Marco, ieri si è giocato, oggi pomeriggio non c'è allenamento, per il momento in campo non è arrivato ancora nessun calciatore del Napoli né il tecnico Massimiliano Allegri, però insomma vi stiamo facendo vedere anche quello che accade all'esterno del Summer Village. Pochi tifosi, molti sono dentro. Intanto Alessio Zerpin è arrivato a Villa Stuart per sostenere le visite mediche da nuovo calciatore del Frosinone, vicina alla cessione definitiva. Ringrazio anche Simone Guadagno che è qui con me per questa ultima ora di mercato, insomma prime cessioni per il Napoli. Come vedi c'è un po' di movimento da parte della sicurezza del Napoli. E domani è arrivata appena una notizia molto importante, caro Marco, giornata di riprese libere.
domani vi mostreremo tutti e due gli allenamenti del Napoli, un'altra giornata di riprese libere che possiamo raccontarvi finalmente, ce lo stavate chiedendo da giorni. Domani giornata open, vi mostreremo tutti gli allenamenti degli azzurri, le parole dello staff a bordo campo, però come ti dicevo siamo tutti un po' in attesa, se vedi lì ci sono tanti colleghi che stanno aspettando di capire cosa accade, perché alla mostra del Napoli, dove ci sono i trofei e maglie storiche, c'è un po' di fermento, chissà che De Laurentiis fra stamattina e oggi pomeriggio, dopo aver visitato ieri lo store, ve l'abbiamo mostrato subito in diretta, in presa diretta anche attraverso i nostri canali social, chissà che oggi non possa fare visita alla mostra, quindi siamo qui in attesa anche un po' di capire cosa accada. Questo è lo store che conoscete ormai benissimo, questo è il Summer Village con l'ingresso della tribuna coperta e come vedete insomma non c'è ancora il pienone che invece ci aspettiamo e ci auspichiamo per il weekend, magari a partire dalla giornata di domani fino chiaramente a domenica e lunedì, ma è stupenda la notizia che vi abbiamo appena dato perché domani siamo molto felici di potervi mostrare gli allenamenti in diretta di Max Allegri e speriamo che non ci sia troppo lavoro atletico, ma ci sia una bella partitella, un po' di entusiasmo. Intanto siamo qui in attesa di capire cosa accada. Prova a vedere se posso disturbare due tifosi. Ma posso farvi intervenire in diretta? Posso disturbarvi? Eccoci qua, buongiorno, ricordatemi i vostri nomi. Anna E Tito. Da? Io lo so, però raccontatelo a loro. da Bellinzona. Siamo campani. Campani di Benevento, giusto? Vivono a Bellinzona in Svizzera da tanti anni, però il Napoli mi sembra che resta nel cuore. Sempre, sempre, sempre Napoli nel cuore. Come vivete lì il Napoli? Cioè, come riuscite a seguire le partite? Magari c'è qualche club dove vi riunite? C'è insomma una piccola comunità, immagino, di napoletani anche lì. Certo, siamo in tanti, ma principalmente lo vediamo a casa perché prendiamo tutti i canali oltre alla televisione svizzera che ci dà molti servizi. Che bello, che bello. Avete vissuto un po' di allenamenti? Siete riusciti a vederne qualcuno in questi giorni? Sì, sì, tranne oggi, ma tutti. Sì, oggi insomma, sembra che non vogliano fare ingresso perché ancora non c'è nessuno in campo, però ci sta, giorno dopo la prima amichevole, anche per gli azzurri, una seduta un po' più blanda. Allegri sì, Allegri no, che ne pensate di questi primi allenamenti? Vi sta piacendo? Ma visto che è l'allenatore del Napoli, dobbiamo accettarlo e speriamo che vince e fa almeno bene come il predecessore. Beh, assolutamente. Io vi ringrazio, vi auguro un buon rientro, so che oggi è l'ultimo giorno non è l'ultimo giorno di allenamenti, però riuscite a vedere. Ah, fino a domenica, ok, perfetto. Forza Napoli. Forza Napoli sempre. Sempre solo forza Napoli e buon lavoro. Grazie mille. Forza Calcio Napoli 24. Grazie mille, grazie e buon ritiro anche a voi. Marco, torno da te. Simpaticissimi i due tifosi svizzeri. Io intanto, Manu, sto sempre fisso con lo sguardo verso la discesa che porta al campo per vedere se dovesse arrivare la Porsche nera su cui ieri è arrivato De Laurentiis, quindi io ti aggiorno nel caso vedo arrivare quell'auto. Tu intanto giochi con i giochi del Summer Village, vedo novità... qui questo sì, è una novità di quest'anno questo giochino con il mini pallone, ti metti qui con i piedi e giocate. Posso venire da lei? Buongiorno. Vengo da lei. Buongiorno. Posso darti del tu? Diamoci del tu, tanto siamo coetanei. Senti, ci vediamo ogni anno qui con te, è bello ritrovarsi. Ci siamo e ci saremo per altri 100 anni. Assolutamente. Festeggiamo i prossimi 100. Speriamo di festeggiare il prossimo centenario, ma quali sono le emozioni, sensazioni? Allora, una cosa è questa, bisogna innanzitutto valutare le condizioni fisiche di alcuni calciatori. Ad esempio, del Torino mi ha detto che questo Buongiorno sta sempre infortunato, pur quando giocava nel Torino, perché gioca un calcio fisico
è irruente, va allo scontro fisico con l'avversario e si fa spesso male. Quindi bisogna valutare le condizioni. Poi bisogna valutare le condizioni di Anghissà, perché se Anghissà mi gioca 2 partite e poi sta 4 mesi fermo, meglio cederlo, sinceramente. Io punterei su Caius, a me piace Caius, mi è sempre piaciuto. E Lindstrom invece? Ma Lindstrom ha un problema, non ha il fiuto del gol, è un driblomane, salta bene l'avversario, però fa 1 o 2 gol all'anno. Quindi ho dei dubbi come sull'Ang praticamente. Poi per quanto riguarda altri infortuni, bisogna vedere anche le condizioni dell'esterno destro, il brasiliano. Giovanni. No, Neres. Neres, brava, ma pur sto Giovanni è equivoco. Io non so se è un trequartista, se è un attaccante, non si sa che fai, anche se a Verona ne parlano bene. Amici miei di Verona dicono che brava, brava, brava. E quindi di Neres voglio sapere perché Neres è bravissimo, però se gioca 3 partite, sta 6 mesi fermo, non mi piace sta storia. Sì, c'è una rosa un attimo da riguardare, da capire appunto come far recuperare al meglio diversi calciatori. Effettivamente può essere questo il momento giusto per farlo. E Allegri è un gestore, è un aziendalista, come ha detto stesso lui, oltre a De Laurentiis, quindi darà il tempo per farlo. Poi voglio aggiungere Invece, una cosa importante. invece Lukaku cosa faresti? Lukaku io lo cederei perché ha la frutta, secondo me. Anzi, recupererei Luca perché secondo me non è da buttare via, non è un fesso sto Luca. E poi bisogna chiarire anche la posizione di De Bruyne, perché De Bruyne è a fine carriera. Anche i mondiali hanno dimostrato che non è che ha fatto chissà che cosa. E poi quando gioca De Bruyne psicolabilizza lo scozzese. Scende e subisce l'influenza, la presenza fisica in campo di questo qua. Concludo con una cosa importantissima. Secondo, io mi auguro, ed è il mio sogno nel cassetto, che Allegri, da buon allievo di Galeone, e ha giocato anche nel Pescara di Galeone, e l'augurio che faccio a tutti i tifosi del Napoli, che Allegri punti su questo 4-3-3, lo faccia giocare come giocava il Pescara di Galeone, che era una squadretta, perché con la qualità che è il Napoli ci divertiamo veramente, perché detto tra di noi, col Napoli di Conte abbiamo vinto, però sono state delle vittorie da almanacco. Io abito a Torino, sto vicino casa di Conte, a volte lo incontro, lo saluto, lo rispetto e lo ringrazio, però ho visto 4 partite del Napoli in 2 anni a Torino e detto tra di noi mi sono ammusciato. Quindi io voglio un calcio spumeggiante, champagne, fresco, frizzante, simpatico. E Allegri, se vuole, lo può fare, lo sa fare. Basta imitare a Galeone. Deve fare solo l'imitazione di Galeone e ci divertiamo tutti quanti. Grazie mille, ci vediamo in giro in questi giorni. Alla prossima, tanto ci vediamo spesso a te. Che il Dio ti benedica. Grazie. A te e tutti i tifosi del Napoli. Grazie, magari ci vediamo proprio a Torino nelle prossime partite. È un amico storico. Come stai? Io sto bene, grazie sempre a voi, grazie sempre a voi che ci date la soddisfazione anche di parlare. Io non voglio parlare male di tifosi perché oggi come oggi, dopo 13 anni che è il nostro club che veniamo qua, che siamo dove. Giralo. Scusami. Vai. Scusami. Dove sta il Napoli ci siamo noi, perché il Napoli per noi è una religione. Napoli meta. Dove sta noi siamo sempre presenti in ogni luogo. Però io vorrei dire ai tifosi, noi dobbiamo stare tutti uniti e contenti. In questo momento non si può giudicare una partita amichevole così. Stanno seminando tutta zizzania. Già ieri ho sentito parlare male di Meret, quando onestamente io non credo sia mai colpa sua. Che non è vero, appunto che sto dicendo. È mai possibile che il nostro presidente perché ha preso Allegri? Perché ha preso Allegri? E allora lo dico io. Ha preso Allegri per portare ancora una linea
vincente e perché semina di Zizzani a noi, quello non doveva giocare, scusami che ho sentito la tua, quello deve giocare, io si possibile. Ma purtroppo Allegri stava ieri, la prima partita, già questo non è buono più. Allora, Ma il calcio d'estate no. Allora noi dobbiamo prendere sempre la parola del nostro presidente. Quando noi cresciamo, quando noi abbiamo avuto questo bene, quando uno si vuole divertire, si vuole fare, questo ciclo è questo. Allora chi ne fa le giocette, allora tu ridi. Ma no, queste sono cose importanti. Allora prima sento parlare qua. Quella ieri Allegri guardava, ma per forza da guardare, chi non ne conosce cosa? Allegri non mi vede, non te, però sono anche i giocatori che si devono mettere in mostra da fare queste cose qua. Diciamo grazie Presidente, grazie ai tifosi, siamo uniti, con l'unione facciamo la forza. Assolutamente, anche perché secondo me, come dicevi bene tu, stiamo già andando troppo oltre, è una prima amichevole. Allegri ha l'obiettivo, e voglio sapere se tu sei d'accordo, deve conoscerli. Quindi... Allora, se non conosco, io conosco te che sei una buona persona per me, andiamoci a prendere il caffè. Allegri non lo può fare ancora, tu figlio del caffè, bisogna di ancora tempo. No, non è maturo ancora, quello dice quella guardava, però tu a capo come si doveva affidare. Ma quando noi abbiamo avuto in 20 anni tanta soddisfazione, quando sono andato vincente, no, quando non è buono, quando avevo giocato lo scudetto, avevo giocato la Supercoppa, avevo ci portato in Europa, dice ma che cazzo voleva più che si cazzo. Comunque dico grazie sempre, grazie alla Radio 24. Grazie al nostro presidente. E forza Napoli, sempre forza Napoli. Dove sta il Napoli siamo noi. E dove ci siamo noi c'è il Napoli. No, perché per noi. Allora il Napoli è la nostra vita, è il sogno, la nostalgia. No, il Napoli è una religione per noi. Dobbiamo rispettare la legge della religione. Non dobbiamo esaminare un'altra volta di Zara, perché non andiamo a nessuna parte. La crescita non ce la faccio più. Bravo, sei un con i miei 28 anni, ho ancora un'azione di vita e mi fa partire dopo pallone e vado a ballare. E questa è la cosa più bella. Grazie a te. Grazie a voi, grazie ancora Marco. Torno da te. Manuel, grazie mille per averci fatto ascoltare le parole di Gargamella, no? Che viene chiamato così, il tifoso con la maglia bianca che assolutamente che hai intercettato prima, da Meta di Sorrento. Intanto però vogliamo aggiornare un po' i tifosi, cioè li aggiorno io grazie a Simone Guadagno che mi sta dando info. Ore 10:51 in campo a Di Maro, non si vede ancora nessuno. L'allenamento era in programma alle ore 10, ma al momento non c'è nessuno sul campo a Carciato. Ora magari qualcuno sarà in palestra dei giocatori, ma magari si potevano comunicare questa cosa, perché ore 10:52 adesso non c'è ancora nessuno in campo. Intanto scende il van di Nicola Mennone, ma è vuoto, lo salutiamo. Quindi per il momento non vedo novità all'orizzonte, Manuel, però di sicuro vedo lì come si chiama, l'obiettivo del calcio freccette, ecco. Ti volevo sapere, sei riuscito a mostrare anche la clip della maglia replica? Sì. Ah, ok, perfetto, se no entravo live, però ho paura di entrare e magari dopo dover correre, quindi se l'abbiamo mostrata va benissimo così. No, però rifacciamo vedere il luogo dove si gioca alla PlayStation. Sì, l'unica cosa è chiuso stamattina. Se c'è qualcuno come dentro. mai. Ah, è chiuso, quindi hanno... Ah, ci sono dentro. Li faccio vedere dalle spalle, non inquadrare i ragazzini. Eccolo qui, il luogo dove si gioca alla PlayStation. Ce ne sono due di postazioni con tanti cuscini del Napoli, e dove appunto si gioca alla Play durante l'allenamento. Insomma, una cosa che so che ti fa un po' infuriare, lo so. Sì, mi fa assolutamente perdere il senno. Invece vedo che, Manu, diamo anche qualche altra
indicazione oggi ancora meno tifosi di ieri o è una mia sensazione? No, in realtà sono tutti dentro, aspettando che inizi un allenamento che per ora non sembra voler cominciare e quindi c'è attesa, però per il momento ancora nulla. Quindi siamo in attesa appunto che inizi questa seduta mattutina. Ricordiamo che oggi pomeriggio non vi sarà l'allenamento, ma ricordiamo che alle 16 in diretta su Calcio Napoli 24 parlerà il DS Giovanni Manna e che nella giornata di domani mostreremo in diretta con le riprese dal campo, quindi andremo proprio in campo durante tutta la seduta mattutina e durante tutta la seduta pomeridiana, mostrandovi l'allenamento mattutino e l'allenamento pomeridiano degli azzurri. E poi insomma ci sono un po' di appuntamenti anche da ricordare, perché poi nel weekend parlerà Giovanni Di Lorenzo ore 16, vi mostreremo in diretta la presentazione della squadra. Domani dopo l'allenamento mattutino verrà presentato lo staff di Max Allegri e sarà in diretta sempre su Calcio Napoli 24 e poi chiaramente c'è l'ultima amichevole di Di Maro, la seconda contro la Carrarese, quindi restate sintonizzati, non andate da nessuna parte questo weekend perché ci sono tante cose da vivere insieme. Non andate da nessuna parte, così come io non faccio andare da nessuna parte il nostro amico tifoso, che è uno dei nostri storici qui tifosi che vengono sempre qui a Di Maro. Buongiorno. Buongiorno, sono Daniele. Ecco, Daniele, tu da dove vieni? Ricordiamolo. Allora, io vengo da Imola, lavoro a Bologna, vengo da Imola ma sono di Caserta e quindi per questo ritiro appunto sono venuto da Imola, che sono 3 orette, e sono 2 anni che faccio praticamente tutto il ritiro, quindi tutti i 10 giorni, si sta sempre bene, è la mia vacanza e poi con il Napoli è sempre un piacere. Ieri che partita hai visto? C'è stato qualcuno che ti ha diciamo colpito in negativo, qualcuno in positivo? Allora, diciamo che la partita l'ho vista un po' a ritmi blandi, soprattutto il primo tempo, però secondo me era proprio qualcosa di abbastanza studiato, cioè si è deciso di non alzare troppo il ritmo. Poi il secondo tempo ho visto un Napoli un pochettino più offensivo e infatti poi è scaturita l'azione del gol. In negativo forse un pochettino Lucca, anche se lo voglio incoraggiare un po'. Dopo l'infortunio, tra l'altro. Sì, esatto. In positivo ho visto un buon Vergara che ha sfiorato il gol. Poi mi è piaciuto anche il giovane Prisco, mi pare si chiamasse. Sì. Centrocampista centrale. Sì, centrocampista centrale, e mi sono piaciuti anche i movimenti di Giovane, anche se vabbè, forse un po' in fase di finalizzazione ha sbagliato qualcosa, però a me sinceramente non è dispiaciuto. E mi piace sempre l'impegno di Mazzocchi, che purtroppo tutti dicono vabbè, ma non è cosa sua, però è uno di quelli là che si impegna proprio tantissimo, si percepisce dal campo. E anche Rafa Marin non mi è dispiaciuto. Quindi vabbè, cose positive e cose negative dalla gara di ieri. Invece ti aggiorno nuovamente sul fatto che alle 16 parlerà il direttore sportivo Manna oggi in conferenza stampa. Noi la trasmetteremo in diretta integrale senza alcun embargo, quindi tutto in diretta. Se tu fossi un giornalista presente all'interno del teatro comunale di Di Maro, che domanda faresti al DS azzurro? Non so se hai qualche curiosità o qualche domanda più magari piccante, ficcante nei suoi confronti. In questo momento il mercato azzurro è totalmente bloccato in entrata, in uscita è comunque lentino, perché ha sì ceduto qualcuno, Iaccarino, Zerbin che stanno nel Frosinone e qualcun altro, e qualche giovane, Davino e altri. Ma a questo punto tu che domanda faresti al direttore sportivo del Napoli? Io gli chiederei se la politica del mercato dell'anno scorso è stata un'eccezione, quindi acquistare tutti subito, quindi su richiesta di Conte, e quindi adesso, diciamo, per il resto della, tra virgolette, cioè di questo proseguimento, in questi anni si torna alla politica, diciamo,
non voglio dire di risparmio, ma un po' di rientro Di e spending comunque, review. esatto, di spending review e poi di valorizzazione, che comunque è stata sempre la politica che ha contraddistinto il Napoli e comunque è stata anche negli anni vincente, quindi non sbagliata. Ecco, questo gli chiederei. Quindi magari qualcuno dei giornalisti presenti o magari anche noi stessi porremo una domanda simile al DS Azzurro. Poi volevo ragguagliarti sulla questione della presentazione dello staff di Allegri, che martedì sera è stata fatta slittare. Avverrà domani mattina al termine dell'allenamento mattutino, però a bordo campo, quindi hanno stravolto tutto il senso di questo evento. E ci sarà a bordo campo, noi ve lo trasmetteremo in diretta perché a te non interessa, però chi è da casa ci interessa il fatto che domani sia la mattina che il pomeriggio trasmetteremo gli allenamenti in diretta video, quindi aperti alle nostre telecamere, mentre caro Daniele ti dico che al momento comunque ancora gli azzurri non sono in campo per l'allenamento mattutino e magari saranno tutti in palestra a fare defaticanti. Magari sarebbe stato meglio avvertire sia noi che voi di questa cosa, perché i tifosi sono sugli spalti in tribuna ad assistere agli irrigatori che irrigano il campo. Sì, in effetti magari sarebbe stato meglio avvisare, anche perché dovendo fare le prenotazioni per gli allenamenti, quando loro poi modificano i programmi non si riesce mai a capire. Per esempio adesso non ho trovato ancora, è ancora bloccata la prenotazione per il pomeriggio di domani, quindi non so se poi è dovuto a qualche loro decisione o semplicemente al sistema che va in blocco. E quindi magari anche questi cambi di programma, se avvisassero un pochettino, non sarebbe male, perché comunque per stare a prenotare i biglietti... In effetti qui dice allenamento pomeriggio di domani, c'è scritto solo info, e anche quello di mattina. Perché per fare tutte queste prenotazioni comunque, vabbè, adesso sono stato fortunato perché non c'è ancora la squadra. Anzi no, scusa, l'allenamento di mattina di domani lo fa prenotare, sì. Quello invece del pomeriggio c'è scritto solo info e non è normale, no? E allora confermo, quindi mi stai confermando in diretta che è ancora così, e quindi non ho capito se è dovuto a probabilmente qualche cambio loro che stanno facendo di programma, oppure il sistema va in blocco. Già dalle 10 di stamattina, quando hai fatto la quotidiana, anche questa cosa è un po' assurda, tu vieni per tutti i 10 giorni, no, tu chi ci vuole a fare una specie di carnet? Sì. Esatto. Cioè, tu ogni santo giorno alle 10 devi metterti la sveglia, no? Sì. Perché poi i biglietti magari finiscono. Forse quelli dell'allenamento in realtà esatto. È raro che no, quelli dell'allenamento non ho mai avuto problemi. Però comunque devi metterti la sveglia. Sì, devi stare lì, perché con il rischio che comunque non lo trovi, oppure devi andare nelle curve a fianco dove batte il sole, sì. Magari in tribuna coperta si sta meglio. La sessione firme è proprio un'avventura ogni giorno, che sono 20-25 posti, se ho capito bene. Devo essere sincero, sono stato fortunato che almeno 4 volte probabilmente ci sono riuscito, quindi ho una maglia bella firmata. Però io qui sono da solo e ho tempo da perdere, però le persone che hanno famiglia o comunque con i bimbi, stare 2 ore sul cellulare, quantomeno per le firme, anche se devo fare un'altra nota positiva alla società, i bambini li hanno fatti sempre passare, quindi sì, tutta questa poi severità che si parla in giro io proprio non l'ho riscontrata. È chiaro, noi grandicelli qualcosina dobbiamo rinunciare. Dai 10 anni in giù forse? Sì. Però questo è il sistema, per gli allenamenti è così, va bene. Ecco, magari per chi sta più tempo, magari creare un mini abbonamento, un carnet per non stare tutti i giorni, però dai, va bene. L'ultima, prima di lasciarti, tu che sei un decano qui del Ritiro, credi che sia, io l'ho detto varie volte, è il Ritiro con meno tifosi dal Covid in poi? Probabilmente sì, ho visto un afflusso proprio scarno, e si parlava, da informazioni che ho avuto in giro, da più del 50%, e infatti si percepisce. Non so se adesso è l'effetto ottico, che con le prenotazioni non si crea la fila, la coda qui come l'anno scorso, però vedo proprio meno affluenza in generale. Ho parlato anche un po' con i ristoratori, non è che si sono lamentati, però ho detto qui si faceva la coda, c'era addirittura difficoltà a mangiare. E quindi sì, c'è meno affluenza. Noi siamo andati martedì, un paesino fuori di Maro, qui a pochi chilometri, e alle 10 avevano già chiuso, quindi una cosa per noi inconcepibile, è inconcepibile anche negli anni scorsi.
Quindi sì, Daniele, io ti ringrazio, Grazie a voi. ti auguro un buon proseguimento, grazie a te. Posso fare un saluto Tu puoi al fare tutto quello che Napoli. vuoi, vai. Grazie, Napoli Crebimola, a Diego Armando Maradona, a tutti i soci. Ciao a tutti e forza Napoli. Daniele, grazie mille. Grazie, ciao Buon ragazzi. proseguimento, Ci vediamo in questi giorni e poi al Maradona. Assolutamente sì, ci vediamo sempre in giro. Salutiamo anche il signore qui che passa alle nostre spalle. Arriva un altro van dell'Hotel Rosatti, ma è vuoto. E davanti ci sono solo gli autisti dei van stessi. Ecco, non so se Manuel Guardasole è ancora collegato, credo proprio di sì. Ma appena, eccolo, Sì, lo vedo, Marco. Manuel. Eccoci qua, buongiorno di nuovo dalla Summer Village. Come ti dicevo prima, insomma, situazione veramente estremamente calma e piatta, nel senso che come vedi qua fuori c'è comunque un'attesa per la fine dell'allenamento, sai quando ci sono le sessioni delle firme, ci si gode un po' il post allenamento, ma al momento dentro non sta accadendo nulla e quindi c'è stasi sia fuori che dentro. De Laurentiis non è più arrivato alla mostra, almeno per il momento non è ancora qui, anche se vi posso assicurare che all'interno si sta allestendo qualcosa. Sono state fatte portare 2 sedie comode, c'è un via vai della security, quindi qualcosa accadrà, Marco, se non stamattina nel pomeriggio. Però insomma De Laurentiis ieri l'abbiamo visto arrivare allo store anche per godersi da vicino tutto quello che è stato il lavoro di Valentina De Laurentiis e del suo staff, con tutte le maglie, con tutto il materiale tecnico, con quello da passeggio. Insomma, c'è veramente di tutto nello store. Poi in questi giorni ci andiamo a fare un altro giro, magari in diretta, per mostrare proprio tutti i dettagli. Sono arrivate le maglie replica, sono arrivati i maglioni, quelli invernali di Natale che ha prodotto il Napoli negli ultimi anni. C'è tanto materiale anche per i più piccoli, dalle maglie gara alle tute, anche per i baby tifosi c'è già disponibile tanto materiale qui, materiale che poi, come sai bene, verrà trasportato a Castel di Sangro per la seconda parte del ritiro degli azzurri. Però, come ti dicevo, insomma, è come state vedendo anche da casa, Summer Village è semivuoto. All'interno lì c'è la tribuna del campo di calciato, dove appunto c'è attesa, come vedete anche dai nostri colleghi lì all'ingresso, ma al momento non sta accadendo letteralmente nulla. Quindi, come dicevi anche tu, Marco, bastava insomma avvisare che stamattina sarebbe iniziato più tardi, o non so, magari stanno facendo del lavoro in palestra, avranno analizzato magari in video e in sala video la partita di ieri, gli errori, le cose da registrare, che per carità ci sta, magari per non far stare i tifosi, soprattutto nella tribuna scoperta sotto al sole per tanto tempo, sarebbe stata una buona cosa avvisare del ritardo dell'inizio della seduta mattutina. Sì, infatti va benissimo il fatto che magari sono tutti in palestra, non stiamo assolutamente dicendo nulla su questo, ma almeno avvisare sia noi che i tifosi di questa situazione. Per quanto riguarda De Laurentiis, Manu, che ieri abbiamo visto sia allo store la mattina, poi allo stadio il pomeriggio, tra l'altro lanciando baci ai tifosi in tribuna, onestamente Manu, se questo blitz alla mostra delle maglie e dei trofei dovesse avvenire nel pomeriggio, sarebbe un po', fra virgolette, no? un autogol, perché noi non saremo qui oggi pomeriggio, né i tifosi saranno qui, quindi che verrebbe a fare? Cioè, da solo, per ammirare da solo, si perde tutto il senso del ritiro in quel senso. Quindi secondo me, spero che se dovesse davvero esserci questa visita a sorpresa del Presidente avvenga questa mattina, perché oggi pomeriggio ricordiamo che l'allenamento non c'è, i tifosi non saranno qui, noi non saremo qui, quindi non avrebbe proprio senso farlo oggi pomeriggio, ecco, quindi non so tu cosa ne pensi in merito. Come darti torto, come darti torto. E intanto, insomma, vedi un po' di bimbi che giocano a basket, al tiro a bersaglio col pallone, magari insomma stanno attendendo anche loro l'inizio dell'allenamento senza entrare, perché oggettivamente dentro sono da oltre un'ora, perché poi
che tra l'altro stavano consultando Calcio Napoli 24. No, tu scherzi. Stai vedendo proprio l'allenamento? No, anzi, approfitto per farvi una piccola critica, perché non c'ho scritto se è iniziato l'allenamento oggi. Hai ragione, e il punto è che sia io sono sempre coordinato, perché lui non esce mai di casa e io lo stimolo solo quando leggo su Calcio Napoli che è iniziato l'allenamento. Hai Okay? ragione. Però in realtà perché sia Simone Guadagno che Male Guardasole sono all'esterno proprio perché l'allenamento non è ancora iniziato. Ah, perfetto. Però va benissimo, allora va bene. No, allora è giusto, perché io pensavo che invece avevate dimenticato, siccome abbiamo fatto alle un 10:14 silenzio assenso. ho letto che alle 10:14 stava per iniziare, ho immaginato è iniziato, non l'hanno scritto stavolta. Hai ragione. No, invece solo la piccola distrazione di non continuare a dire che è ancora doveva iniziare. Tra l'altro sono le 11:09. È strano. Fossi stato nel Trentino, qui nell'area comunicazione, avrei magari avvertito che ritengo a questo punto che i giocatori sono in palestra a fare defaticante, però in campo non è mai sceso nessuno. Magari un avviso o a noi giornalisti che poi avvisiamo voi o agli altoparlanti. Sarebbe carino. Sì, anche perché dalle 10 che era stato annunciato l'allenamento è passato un'ora e 10, voi siete arrivati ora per fortuna. Quindi siete rimasti al fresco. Prima è difficile. Siete riusciti ad accaparrarvi qualcosa? Pomeriggio. La mattina, scusa. Esatto, che tra l'altro poi vedevo che quello del pomeriggio non è neanche ancora uscito. No, sono usciti entrambi. Ok, però tardissimo, verso le 10:40 oggi. Noi stavamo lì a cliccare. Ecco. Altra cosa strana, no? Credo. Siamo sui 40. Però guardate, esce scritto info. Però per l'allenamento? Sì. Per l'allenamento sì, noi dicevamo per la sessione firme, ma ovviamente quella viene presa d'assalto. E siete riusciti ad accaparrarvi i biglietti firme? La mattina. Sì, ce li abbiamo. E infatti, ecco, qualche tifoso è spazientito dall'interno della tribuna, però nessuno in campo, tutto tace, ci dice il nostro Simone Guadagno. Allegri era comparso per un attimo a bordo campo con un telefono in mano, poi è andato, forse stava anche lui a cercare può essere i biglietti perché è difficilissimo, quindi mister. E invece ieri è stato difficile anche questo Napoli-Arezzo per gli azzurri. Che sensazioni avete avuto? Siete ancora fiduciosi? Diciamo, per me questi test valgono meno di 0, anche perché vedremo poi la formazione del 22 agosto a Genova. Penso che ci saranno 2-3 giocatori al massimo, insomma, anche perché poi li ha pure spalmati tra primo e secondo tempo, no? Qualche titolare possibile, Politano per esempio mi viene in mente, Vergara stesso potrebbe, quindi no, meno di 0. L'anno scorso perdemmo alla stessa maniera, insomma, con l'Arezzo. Non so se è il caso di continuare a fare partite con l'Arezzo amichevoli, però quest'anno 3 gol subiti, l'anno scorso 2. Pensa Marco che non so se Leo lo vuole dire, insomma, è il presidente dell'Arezzo, che è Guglielmo Manzo, che come ben sai è stato presidente anche della squadra del nostro paese. Noi siamo di Frascati. Già lo gioco ancora. Quindi magari può portarti all'Arezzo. Lui sarà difficile. In Serie B. Fece eccellenza e poi salto in Serie D prima di avere problemi con l'amministrazione comunale e quindi poi fuggire e insomma andare evidentemente. No, c'è qualcuno della famiglia è ancora in zona con società dilettantistiche, però invece Guglielmo ha fatto il salto ad Arezzo e devo dire che ha dimostrato grande competenza. Anche perché tra l'altro la scelta di Bucchi è stata molto importante e poi la rosa non mi sembra poi chissà questo squadrone, quindi arrivare primi in Serie C nel girone B, tra l'altro quello centrale, esatto, della zona dell'Italia, che tra l'altro di fatto è stato l'unico testa a testa, perché il girone A e il C alla fine hanno vinto dominando Benevento e Vicenza, insomma invece il B c'è stata lotta con l'Ascoli e poi infatti poi ha vinto. Ricordo la giornata decisiva, si aspettava il risultato dell'Ascoli e poi Bucchi dopo 19 anni ha portato in Serie B l'Arezzo. Lindstrom, ti è piaciuto? No, ho fatto, ma insomma ecco, io credo che al di là del fatto che questi test contano pochissimo, credo abbia giocato anche, non sia proprio quello il suo ruolo, per quanto anche da esterno negli ultimi anni all'Everton, stanno in Germania al Wolfsburg, non ha fatto bene, quindi è un ragazzo che purtroppo ha perso quello slancio che aveva prima di venire al Napoli, perché onestamente era un buon giocatore, poi pagato troppo sicuramente, a questo punto niente, è una pratica chiusa. Io direi che
bisogna venderlo al miglior offerente. Al più presto anche. Intanto qui penso che arriva no, la Porsche, però la vedo vuota, ecco, no, perché eravamo in ansia perché su questa Porsche ieri è arrivato De Laurentiis, però c'era solo l'autista, c'era solo il guidatore che va tra l'altro sotto, quindi avverto anche Emanuele Guardasole, che non so se mi sta ascoltando. Intanto entrano in campo Abruscato, Magnanelli e Maffei, i tre collaboratori tecnici. Prima di lasciarvi, che forse ci siamo con l'allenamento, chiedo a te, ricordami anche il tuo nome? Leonardo, ecco, come Spinazzola. Invece fra i positivi di ieri chi c'è stato secondo te? Vergara, non so, la coppia Giovane-Allison, chi ti è piaciuto di più? Per me tutti i giovani, soprattutto quelli della primavera, si sono messi in mostra bene, soprattutto Prisco, mi è piaciuto, Rao pure. E poi vabbè, è entrato bene, no? sì, si è fatto vedere poco, però Milton ha fatto solo un tiro, purtroppo parato dal portiere, però era un bel tiro. Basta. Ragazzi, io vi lascio andare. Buon forse allenamento. Grazie, speriamo. E complimenti per Buona giornata. il tuo futuro, anzi un bocca al lupo per il tuo futuro calcistico. Sempre buon lavoro. Grazie Emanuele. Non so se sei ancora in collegamento con noi, volevo avvertirti che appunto è passata la Porsche con a bordo Enzo Castellano, diciamo anche il suo nome, che di fatto è l'uomo ovunque insieme a De Laurentiis, ma il presidente non era all'interno dell'auto. L'auto poi è entrata nella parte bassa appunto dello stadio, verso gli spogliatoi. Sì, io sono esterno qui della Summer Village, stavo un po' mostrando la situazione, vedete anche il nostro Ciro De Luca che attende l'inizio della seduta, come vedete insomma c'è attesa. Come dicevi tu, sono arrivati Magnanelli a parte dello staff in campo, anche Abruscato, però si attende di vedere gli azzurri entrare in campo, anche solo per una sgambata, anche solo per una mezz'oretta, perché comunque i tifosi sono lì e attendono. Poi chiaramente ci sarà anche l'evento domani. Poco fa ci chiedevano come si sarebbe svolto. Io credo, Marco, che a fine allenamento vedremo semplicemente lo staff salutare da bordo campo, presentarsi con i ruoli ufficiali, ma sarà una roba che al peggio, anzi alla meglio, durerà un quarto d'ora. Quello che invece volevo raccontarti, Marco, che non ti ho raccontato prima, è che quando stamattina sono andato a fare un giro nello store per vedere le novità e abbiamo registrato il video sulla maglia replica, ad acquistare il materiale nuovo della SSC Napoli, intanto applausi dalla tribuna, quindi credo stiano entrando in campo gli azzurri. Ma ti volevo raccontare che Paolo Sodi, uno degli osservatori personali di Max Allegri, è arrivato nello store, ha acquistato del materiale, insomma è stato in giro per il Summer Village, lui che è arrivato dalla giornata di ieri, sono un paio di giorni che è in ritiro ed è insieme a Bosco, Roberto Bosco, uno dei due osservatori storici personali di Massimiliano Allegri e del suo staff. Quindi oltre che a dare consigli ad Allegri ha fatto magari anche un po' di shopping da portare poi a casa. Capiremo se anche oggi sarà presente a bordo campo. E Manuel, proprio a proposito della presentazione dello staff, facendo un passo indietro, tu dici sempre io sono polemico, non voglio fare sempre il polemico, però fatta in questo modo viene stravolto totalmente il senso di questa presentazione. Cioè, gli anni scorsi addirittura, vabbè, troppa grazia per noi, ma addirittura facevano porre delle domande ai membri dello staff, una volta da parte dei tifosi, una volta da parte dello staff, dei tifosi, scusami. Quest'anno, ok, che era stata programmata martedì, poi è stata riprogrammata a causa dell'attacco influenzale a Massimiliano Allegri, però fatta in questo modo, quando poi c'era tutto il tempo di farla sul palco a Piazza Madonna della Pace o stasera o domani sera, fatta in questo modo è un po' stravolto tutto il senso di questo evento, quindi a questo punto farla così in maniera raffazzonata non so quanto senso abbia, però almeno ve la mostreremo
anche questa in diretta. Non so da chi sia partita questa decisione, però ci tenevo, ecco, a dire la mia su questa cosa, non per fare il polemico, ecco, solo perché io ci tengo sempre a dire la mia senza filtri e senza problemi. Ecco, non so come tu la pensi, Manuel. Diciamo che senza polemiche, no? Ma analizzando un po' i fatti, anche le sensazioni, magari ad Allegri, che non è abituato a questa tipologia di ritiri, tutto questo contatto con il pubblico, con i tifosi, con tantissime telecamere nella fase di pre-season, diciamo che non fa impazzire. Questo lo possiamo dire senza filtri e senza problemi. Sì, anche perché appunto questo è forse un segnale ulteriore di questa indiscrezione in merito al mister, quindi concordo con te, caro Manuel, però a quel punto appunto avrei preferito non farla proprio che farla in questa maniera, però vabbè, ripeto, è meglio evitare ulteriori polemiche, anche perché appunto domani, ripetiamo, avremo tutti e due allenamenti open alle nostre telecamere, mentre oggi pomeriggio, ripetiamo, alle ore 16 vi trasmetteremo in diretta integrale la conferenza stampa di Giovanni Manna, che io spero sia una conferenza fiume, con risposte, con molte domande e molte risposte approfondite, e non, perché a molte domande basta rispondere anche solo sì o no, mentre ad altre invece c'è necessità di approfondire molto meglio il discorso. Volevo nuovamente, anzi no, te lo chiedo per la prima volta perché non ne abbiamo ancora parlato, oggi che domanda faresti a Giovanni Manna? Non spoilerare magari proprio quella che ha intenzione di fare qualora poi ce ne sarà l'opportunità, anche perché i colleghi qui presenti sono tanti, però credo che come al solito ci divideranno per quanto riguarda le domande fra Manna e Di Lorenzo sabato, perché ricordiamo che sabato alle 16 vi trasmetteremo in diretta anche la conferenza stampa di Giovanni Di Lorenzo, capitano azzurro. Quindi Manu, che curiosità hai per il direttore sportivo Giovanni Manna? Ma una curiosità secondo me anche abbastanza interessante, poi dipenderà dalla risposta come sempre, e capire qual è il percorso che Manna, la dirigenza partenopea hanno in mente per la coppia Milton Pereira, Francisco Baridò. Ieri Baridò non l'abbiamo visto, Milton Pereira è entrato ed è entrato molto bene, e quello che vorrei capire è qual è il percorso designato per loro, continuare in primavera, piuttosto che un prestito ma probante dove possano giocare e possano crescere, o tenerli in rosa per farli crescere fisicamente e maturare. Insomma, sono diverse le strade e vorrei capire bene, con precisione, qual è il futuro designato per questi due ragazzi. Intanto invece ti ragguaglio sulla situazione legata all'allenamento, perché con solo un'ora e un quarto di ritardo sulla tabella di marcia gli azzurri hanno fatto l'ingresso sul terreno di gioco alle 11:16, squadra accolta da applausi. Ribadisco che Lorenzo Lucca è assente, come tutti ovviamente immaginavano, dopo l'infortunio subito ieri sera contro l'Arezzo, distorsione alla caviglia per lui, si valuterà l'iter riabilitativo. Ci sentiamo di escludere il suo prosieguo di ritiro, quantomeno in campo, qui a Di Maro. Presente tra l'altro, Manu, anche Gennaro Iaccarino, che ieri invece era assente, è vicinissimo al trasferimento all'Arezzo, però al momento quindi non è stato ancora formalizzato. Azzurri divisi in 3 gruppi e stanno effettuando i giri di campo. Quasi tutti i giocatori indossano le scarpe da ginnastica, quindi ripetiamo che sarà una seduta di defaticamento per loro, quindi non vedremo il pallone in campo, ma l'avevamo un po' pronosticato, mentre domani, ragazzi, vi ripetiamo che il pallone si vedrà, e come, perché mostreremo ben 2 sedute di allenamento a telecamere aperte, quindi praticamente avrete oltre 4 ore di divertimento fra mattina e pomeriggio. Domani mattina partiamo alle ore 10, domani pomeriggio invece alle ore
17, quindi davvero vi mostreremo tutto, poi avremo le cam dedicate ai vari giocatori, faremo i video a parte da altre angolazioni, quindi come sempre ci conoscete, no? Ci guardate perché vi diamo sempre tutto il possibile per farvi vivere al meglio l'allenamento del Napoli e i ritiri qui in Trentino. Manuel, nel frattempo credo che nella mostra al momento sia tutto come prima, no? Ci sono i membri della security del Napoli, però non si vedono ancora facce nuove, giusto? Marco, sì, da quello che abbiamo raccolto poco fa non dovrebbe arrivare De Laurentiis, quindi se sei d'accordo ti lascio la linea per qualche istante e mi ricollego con te dall'interno così che possiamo raccontare l'allenamento in diretta. Poi chiaramente se ci sarà la necessità uscirò di corsa e tornerò nella postazione esterna. Perfetto, perfetto, ti aspettiamo fra pochissimo dall'interno della tribuna stampa, quindi andiamo a tutto schermo. Grazie Raffaele Passante in regia, lo ringrazio calorosamente per il suo lavoro odierno. Intanto notizie di mercato, indiscrezioni: il Tottenham ha escluso dalla lista dei convocati per la tournée estiva Guglielmo Vicario. Il portiere ha un lieve problema fisico e non parteciperà quindi alle gare amichevoli degli Spurs. Vicario è sempre uno dei nomi accostati al Napoli per quanto riguarda la possibile sostituzione di Vjane Milinković-Savić, che al momento però non vede grosse novità all'orizzonte, nel senso che ci sono sempre gli interessamenti dell'Hull City e di altri club di Premier League, ma non ci sono offerte concrete al momento. Ha parlato sia tramite i suoi agenti che anche in prima persona con Manna per cercare di delineare il suo futuro, ma al momento non ci sono novità, ecco. E tra l'altro ieri ha giocato mezz'ora, così come ha giocato mezz'ora Meret, così come ha giocato mezz'ora Contini, quindi non c'è stato nessun caso. Era una scelta precisa di Allegri far giocare mezz'ora a testa a Meret, Milinković e Contini. Da sottolineare in maniera curiosa e con un po' di sana ironia, tutti e tre i portieri hanno subito un gol, quindi 30 minuti, un gol subito a testa, non un grande score, ecco, questo possiamo dirlo con chiarezza. A breve poi vedremo anche i nostri inviati nuovamente da dentro la tribuna stampa, perché Manuel Guardasole fino a poco fa era all'esterno speranzoso di vedere di nuovo Aurelio De Laurentiis, ma sembra che appunto la sua visita alla mostra delle maglie e dei trofei sia stata rinviata. Stiamo sempre guardando nel box a sinistra le immagini dell'amichevole di ieri persa 3-1 dal Napoli contro l'Arezzo, qui un Allegri piuttosto contrito che osserva i suoi perdere 3-1 e vi ricordo per l'ennesima volta, ma magari c'è qualcuno che non si era connesso fino ad ora, che oggi pomeriggio Giovanni Manna alle ore 16 sarà in diretta in conferenza stampa su Calcio Napoli 24. Intanto la Porsche di cui io parlavo prima, quella guidata da Enzo Castellano, che è un po' l'uomo, il braccio destro di De Laurentiis, quindi i ritiri, va via senza nessuno a bordo, solo guidata da Enzo Castellano. Magari se ritorna poi vediamo bene se c'è qualcuno all'interno, però al momento, caro Carmine Fiorellino, sta andando anche lentopede, se vedi, anzi lento ruota, non lentopede. E a breve appunto ci ricollegheremo dall'interno della tribuna stampa con Manuel Guardasole, perché l'allenamento degli azzurri è iniziato con giusto un'ora e un quarto di ritardo sulla tabella di marcia. Eccolo qui Manuel, vedo anche un Ciro De Luca in versione cecchino, ecco. Marco, mi senti? Sì, ora sì. Allora, ripetute in campo, giri di campo per gli azzurri, disposti come sempre in tre gruppi. Poco fa Højlund, Vergara, Gutierrez, Foloruscio, Alisson passati sotto la postazione.
mentre ora passano Magnanelli, Lindstrom, Politano, Mazzocchi, Di Lorenzo, Rachmanian, chissà Spinazzola e Iaccarino, come dicevi tu, ancora in gruppo. Centrocampo c'è tutto lo staff, da Maffei a Massimiliano Allegri, ai fisioterapisti, medici, mentre chiacchierano e confabulano Landucci, Maran, Serra e vediamo se l'altro è abbruscato, mentre Maffei guida il terzo ultimo gruppo che passa adesso con Milton Pereira, Marianucci, Giovane, Garofalo, Lobotka, Rafa Marin, Rao, Obaretin, Prisco e Baridò. A proposito di Lobotka, l'ho visto passare poco fa, onestamente ragazzi io devo smentire quello che ho sentito in giro in queste ore di calciatori in sovrappeso, perché ce lo stanno richiedendo tutti, ci state scrivendo in tantissimi e onestamente anche dalle immagini della partita del nostro Ciro De Luca che trovate sul nostro sito e sulla fotogallery, tanto stiamo osservando le immagini degli highlights grazie a Raffaele Passante, ragazzi onestamente si vede che dalle immagini che Lobotka come altri siano asciutti. Poi è ovvio che quando si arriva in ritiro qualcuno può arrivare con 1 chilo in più, con la forma fisica e lo smalto da ritrovare, ma da qui a parlare di calciatori arrivati qui fuori forma, sovrappeso e che Allegri insomma sarebbe quasi scontento di questa situazione, ce ne passa. Beh sì, assolutamente. Sono le 11:30 adesso, noi siamo in diretta già da 1 ora e mezza, però appunto vi stiamo raccontando da 1/4 d'ora l'allenamento perché è iniziato alle 11:15. Manu, confermi? Poi ovviamente assente Lorenzo Lucca, no? Che ieri ha avuto questo infortunio alla caviglia. Sì, non c'è, verrà valutato nei prossimi giorni come comunicato dal Napoli, mentre a destra sul mini campetto dove c'è un'area di rigore, una porta, stanno lavorando i 4 portieri, Pugliese, Nikita Contini, Milinkovic, Savic e Meret, che stanno togliendo adesso i cinesini, stanno posizionando un po' di palloni, insomma proseguono le esercitazioni specifiche dei portieri. Marco, rispetto ad altri ritiri possiamo sicuramente dire, visto che siamo all'11° allenamento, che i portieri fanno molto spesso lavoro personalizzato in disparte rispetto al gruppo, coinvolti solo quando l'esercitazione lo prevede, quando si prova appunto l'uscita dal basso, quando si fanno delle partitelle, ma per il resto li vediamo lavorare molto spesso e tanto nel mini campo posto alle spalle del campo principale con Daniele Borri e Marco Giglio. Sì, e tra l'altro ti dico una curiosità, ci chiedono in tanti ma che fine ha fatto Neres, al momento sta ancora effettuando diciamo i suoi allenamenti specifici per ritornare a breve in forma, ma possiamo darvi una nota di colore. Adesso magari giro anche la foto, anzi la sto per girare alla regia. Il buon esterno brasiliano ex Benfica ha almeno cambiato la pettinatura perché non ha più le treccine, ora ve la faccio vedere perché ha postato una storia insieme a Alison Santos, i due sono ormai inseparabili già da tempo e come potrete vedere fra pochi istanti Neres ha pensato di togliersi le treccine che tanto avevano caratterizzato questo suo inizio di ritiro, questo inizio di nuova stagione. Adesso ho girato l'immagine a Raffaele Passante che ce la mostrerà magari nel riquadrino per qualche minuto, una curiosità giusto per farvi vedere che Neres è qui e non vi stiamo raccontando frottole, però sì, non si sta allenando di fatto da quando è iniziata la stagione e anzi ha solo fatto gli autografi qualche giorno fa, però l'abbiamo anche visto sui nostri social, però appunto David Neres al momento resta un punto interrogativo in merito alle sue condizioni. Tanto proseguono le ripetute, poco fa aveva fischiato
Sì, non so se mi sentivi, intanto qui proseguono le ripetute, poco fa Bruscato che tiene il tempo col cronometro fischiava l'aumento dell'intensità, adesso proseguono i giri di campo, gli azzurri non si sono mai fermati da quando sono entrato qui, quindi già da diversi minuti proseguono in questo lavoro e come ti dicevo Marco è aumentata l'intensità della corsa, quindi ogni tanto lo staff cerca di aumentare e poi riabbassare l'intensità con i calciatori a svolgere questo lavoro. Ci sono Magnanelli e Maffei che dettano i tempi. Adesso Magnanelli proprio passa sotto la nostra postazione al fianco di Lindstrom, quindi Lindstrom conduce il gruppo passato adesso sotto la nostra postazione. Arriva il secondo gruppo con Maffei con tanto di cappellino, al suo fianco ci sono Giovanni e Milton che tengono tutti e tre veramente un ottimo ritmo, anzi adesso superano addirittura Maffei, Milton e Giovanni che riescono a tenere veramente un ottimo passo. Giovanni è arrivato veramente molto bene, il ritiro tra l'altro ve l'abbiamo raccontato, no? Nelle ore e nei giorni antecedenti all'arrivo a Di Maro, con tante immagini che si stava allenando tutti i giorni, e proprio Giovanni le postava anche sui social per mostrare a tutti che aveva voglia di conquistare il Napoli e quindi stava lavorando tanto e bene per essere pronto per questo ritiro. Sì, confermo, e vediamo qui intanto la foto. Ringrazio Raffaele Passante in regia con Neres che ha sciolto le sue treccine, giusto una curiosità, ecco appunto ve lo facciamo vedere. Neres è qui, si sta allenando in disparte per il suo problema fisico. Alisson ride con lui, ovviamente fanno coppia fissa sia lui che Neres, che anche con Giovane che completa il trio offensivo brasileiro del Napoli. Chissà, magari qualche volta potremo anche vederli schierati tutti e tre insieme, Giovane punta centrale, Alisson a destra e Neres, Alisson a sinistra e Neres a destra. Sarebbe un inedito per il Napoli, non credo che nella storia degli azzurri ci sia mai stato un tridente tutto brasiliano. Intanto invece ora torniamo a vedere le immagini dell'allenamento della amichevole di ieri persa 3-1. Facendo un passo indietro, gli azzurri hanno perso appunto contro l'Arezzo e si proiettano poi a Napoli-Carrarese di domenica ore 18. Noi ve la racconteremo come sempre con un'ampia prepartita dalle 4:30 e poi il post partita, anzi poi la live reaction, il post partita, gli highlights, le pagelle, le clip social, quindi davvero anche Napoli-Carrarese sarà raccontata da noi come nostro solito. Vi ricordo nuovamente, oggi alle 16 c'è la conferenza di Giovanni Manna che vi trasmetteremo in diretta integrale senza alcun embargo. Novità lì dal campo, Manuel? Proseguono i giri di campo, ragazzi, quindi lavoro veramente tosto e duro stamattina per gli azzurri che dopo la partita di ieri vengono tra virgolette puniti, passatemi il termine, ma ovviamente è solo per sorridere, con un lavoro atletico bello importante stamattina. Ricordiamo che per fortuna per loro, non per noi che invece lavoreremo, oggi pomeriggio gli azzurri non si allenano e tra l'altro avranno oltre al pomeriggio libero anche la serata libera, Manuel. Infatti pare che gli azzurri andranno a cena, chi vorrà ovviamente andranno a cena in una malga. Tra l'altro i ben informati dicono la solita malga che negli ultimi anni ha accolto gli azzurri a cena quando c'è stata la possibilità. Tu magari hai più contezza di quale possa essere questa location nelle montagne. Scusate, vuoi farti offrire la cena da Mazzocchi, ho capito bene? Vorrei dei rosti, se possibile, con un po' di speck. Se poi me li offre Mazzocchi, ancora meglio. Ovviamente scherziamo, qui siamo ironici perché a fare 2 ore di diretta senza scherzare un po' è molto dura. Leggo Giuditta Marciano dalla chat, Gilmour anche per il Fortuna nazionale scozzese,
ma non è già recidivo con Conte e non è recuperato del tutto. In effetti sta recuperando e ha avuto più volte infortuni. Vittorio invece ci dice: ma Scott e Lang quando arriveranno? Diciamo, avevamo detto più volte che in questi giorni sarebbero dovuti arrivare, hanno ben che superato. Intanto è uscito un azzurro al fianco di Nicola Mennone, non sono riuscito a capire chi fosse, però alcuni azzurri già stanno abbandonando il terreno, o meglio, già stanno abbandonando l'allenamento, te lo dico Manuel. E volevo anche appunto aggiungere su McTominay e Lang, hanno ben superato i 21 giorni di ferie, siamo ormai a 25-26 giorni per entrambi, soprattutto per McTominay e Oliveira che sono usciti ai gironi, Lang invece è uscito ai 16esimi di finale del mondiale, e quindi evidentemente forse avranno avuto qualche ora extra di riposo, credo, perché a questo punto già sarebbero dovuti essere qui, e se oggi giovedì non sono ancora arrivati magari possono arrivare nelle prossime ore. Comunque vi daremo contezza anche su questo, ci informeremo nuovamente. Appunto c'era stato detto che a metà ritiro di Di Maro sarebbero arrivati, ma al momento ancora non c'è traccia di loro. La Scozia era stata eliminata dal mondiale il 28 giugno, quindi il 28 giugno di questo mondiale, 3 settimane fa e passa, quindi al momento sono 25 i giorni di fila di ferie per McTominay, perché da quando ha lasciato il ritiro con la Scozia è andato poi in vacanza con la sua fidanzata Cam e anche con la sua famiglia. Al momento sono 25, anzi 26 giorni di ferie di fila, e sono ben più delle 3 settimane che di solito vengono concesse. Anche questa magari è una domanda da poter porre a Manna, perché capita, no Manu, che dopo gli europei e dopo i mondiali ci sono dei supplementi di vacanze concessi a dei giocatori, magari il giocatore stesso ha espresso in corso dopo era la volontà di avere qualche giorno in più, avrà fatto richiesta e magari il Napoli ha accettato, però sta di fatto che al momento sono 26 i giorni di fila in cui McTominay è in vacanza dall'eliminazione del mondiale in poi. Sì, anche perché Marco, sottolineiamolo, no? È giusto farlo, perché sennò sembra che McTominay abbia chiesto ulteriori giorni di vacanza rispetto agli altri. Comunque gli altri calciatori del Napoli dal termine della stagione hanno usufruito di ulteriori giorni di vacanza, chiaramente hanno avuto più di un mese molti di loro, mentre McTominay è partito subito per raggiungere il ritiro della Scozia, quindi ovviamente capirete che c'è una bella differenza fra le 3 settimane. E poi secondo me avere un calciatore che comunque stanco perché viene dalla scorsa stagione, va al mondiale, dopo il mondiale subito meglio averlo riposato e pronto per iniziare una nuova stagione al meglio. Terminano i giri di campo, e Marco, tu l'hai visti anche in un pomeriggio delle scorse esercitazioni e degli scorsi allenamenti. Adesso gli azzurri partono da questa porta e iniziano le ripetute da tutto il campo, cioè che percorrendo tutto il campo da una porta all'altra, quindi prosegue il lavoro senza palla, e credo che stamattina vedremo solo questo. Quindi vabbè, diciamo che di solito l'allenamento defaticante c'è sempre dopo una partita, quindi direi che lo staff atletico degli azzurri sta gestendo la questione anche per evitare appunto ulteriori problemini fisici, ma già dato che Buongiorno ha avuto quello che ha avuto, Beukema sta con le infiltrazioni, Lucca ieri si è infortunato, quindi meglio in questo caso proseguire con la tabella di marcia serena e corretta con il defaticante questa mattina. Magari appunto si poteva avvertire i tifosi e noi che l'allenamento sarebbe iniziato alle 11:15 e non alle 10, come era segnato poi nel programma sia sul sito del Napoli che sul sito del Trentino, quindi giusto
giusto questo. Ecco, leggo sempre dalla chat. Giuditta Marciano chiede a McTominay di arrivare qui entro domenica per giocare contro la Carrarese. Ciao Anna Pirozzi, ciao Maria Ausilia Villani e anche Vittorio Annunziata, lo saluto nuovamente. Invito tutti voi che ci state seguendo a iscrivervi al nostro canale, ovviamente, così come invito tutti coloro i quali vi stanno seguendo a seguirci anche sul canale 79 Digitale Terrestre e il canale 84 sempre Digitale Terrestre in provincia di Salerno e a Salerno. Mi giro ogni tanto sempre per vedere se ci sono novità, se passa qualche auto fra virgolette sospetta, fra virgolette, ovviamente scherzo, perché a inizio puntata avevamo dato questa indiscrezione sul possibile arrivo qui alla mostra delle maglie e dei trofei di Aurelio De Laurentiis, però al momento non è ancora arrivato e né dovrebbe arrivare perché vi sarà stato un cambio di programma, quindi ogni tanto però comunque mi giro per avere certezza che non stia accadendo nulla alle nostre spalle. L'abbiamo visto qui in tutto schermo con l'amichevole e gli highlights il presidente De Laurentiis, ma al momento non è giunto qui. Che foto sta scattando Ciro De Luca? Lo vedo lì molto attento. Sì, te lo posso anticipare perché il nostro Ciro De Luca sta beccando Gutierrez, giusto, che è l'unico che ha il cronometro fra le mani durante le esercitazioni. Gli azzurri hanno svolto la prima corsa da una porta all'altra e adesso secondo evento di corsa da sinistra verso destra. Stanno arrivando sotto la nostra postazione. Quindi Ciro si sta dilettando nel fare scatti molto simpatici, presumo, perché quando ci sono i giri di campo è sempre divertente vedere anche un po' le facce, no, dei giocatori esausti dopo la fatica. E tra l'altro vedo sì, ecco appunto, magari arrivano anche in regia, credo, le foto, giusto Manu, dell'allenamento. Io non me ne sto occupando, no, Marco, non me ne sto occupando perché stiamo facendo più cose, il fotovalle stiamo andando anche in regia, no? Ok, adesso gliele mando, adesso gliele mando io, mi dovete scusare, ma stavo anche curando il video su YouTube che troverete fra poco appunto della maglia replica. Faccio zip da quelle già caricate, glielo mando. Ok, allora aspettiamo. Sono arrivate poche foto per ora perché chiaramente il lavoro è aerobico come hai visto, quindi fra poco arriveranno anche le altre. Ti ringrazio, io prendo qui invece la linea e vi do anche altre diciamo info e notizie importanti sulla giornata. Tornando a parlare della questione centenario, De Laurentiis ha chiamato anche Ferlaino per far sì che ovviamente il presidente dei primi due scudetti sia presente quella serata e si attende ovviamente la risposta. Sembra che tra l'altro fra i giocatori leggende azzurre possano arrivare in città il 1° agosto Alemão, Kroll, Careca, Hamsik, che avrebbero già detto sì alla presenza in quel giorno. Ovviamente Hamsik, capitano storico del Napoli, uno dei recordman azzurri. Io spero ci possa essere anche Dries Mertens, che è il capocannoniere storico della SSC Napoli, ha segnato più gol di tutti con la maglia azzurra e ben 148 in 397 partite, è il recordman assoluto, superando Diego Maradona, Cavani, Higuaín. Quindi Mertens resterà sempre nella storia del Napoli, sicuramente, senza se e senza ma. Temo che sarà difficile per qualcuno arrivare alle sue cifre, anche perché ragazzi ormai, a parte che in Italia si segna sempre meno, questa cosa davvero è da rivedere in qualche modo, non so come, ma ormai è raro che i giocatori restino per ben 8 stagioni in una squadra, come è accaduto a Dries Mertens. Quindi credo che questa classifica marcatori, che tra l'altro vede Mertens al primo posto, Insigne al secondo a 122 gol,
Hamsik al terzo a 121 gol e poi Maradona a 115. Credo che questa classifica resterà così per un bel po', anzi io credo che i primi 15 posti difficilmente saranno scalzati da qualche neo-azzurro, però magari Højlund potrà restare a lungo al Napoli, chissà, anche se ha pure lui la clausola di recompra da parte del Manchester United, però vedremo. Comunque per quanto riguarda il centenario, appunto, ripetiamo che saranno presenti in città Alemão, Kroll, Careca, Hamsik e tanti altri che comunque sono stati avvisati e sono stati invitati a questa bella cerimonia che noi vi racconteremo in diretta per quanto riguarda la prima parte. Poi dall'ingresso a Piazza Plebiscito in poi non ce ne sarà la possibilità di riprendere in diretta, ma comunque ve la mostreremo in differita nelle ore successive al 1° agosto, quindi sarà un'estate tutta azzurra, l'estate del centenario. Ce l'abbiamo scritto anche qui su uno dei nostri backdrop, il ritiro dei 100 anni. Tra l'altro salutiamo e ringraziamo tutti i nostri sponsor, Autoscala qui alla mia sinistra, poi Magliozzi Group, Otovox, Del Prete Marmi e Ceramiche, Daniele De Vita Ortopedico, Estetica da Sogno e anche Esia e Disab, sono tutti, li ho enunciati tutti, e poi vabbè Giorgio Vegas che fa parte anche ormai della nostra emittente con le sue incursioni. Ci sono novità al momento o ti vedo sempre scrutare davanti a te, però io qua ti chiedo. Sì Marco, allora innanzitutto proseguono le ripetute, quindi non ci sono cose belle da raccontare perché continuano gli azzurri a correre da una porta all'altra con diverse intensità in base alle richieste di Folletti e Serra che stanno dirigendo questa parte della esercitazione. Curiosità, Magnanelli e Maffei si allenano di fatto con la squadra perché anche questa esercitazione la stanno portando avanti proprio con gli azzurri. Tanto leggevo il tuo messaggio, sì, direi di sì. Gli azzurri proseguono l'esercitazione appunto di lavoro senza palla. A centrocampo ti dico ci sono Maiuri, Landucci, Allegri, Maran e Abbruscato che chiacchierano, però insomma la seduta di stamattina è abbastanza votata al lavoro atletico, quindi non ci sono particolari indicazioni da poter raccontare. Stavo osservando se c'era qualche volto nuovo nello staff, ma no. Mi vedevo di spalle e volevo esserne convinto. Sì, intanto di Ciro De Luca, lui si sfizia sempre, no? Quando corrono fa quelle foto anche artistiche con le gambe che si muovono al rallentatore, molto molto carine. Vedo al momento i carabinieri che arrivano, quindi non c'è nessun altro van. Ciro De Luca si sta nascondendo, lo vedo lì, non riesce a passare, no, che fa? Comunque io, se Manuel è d'accordo, anzi Simone Guadagni è già d'accordo, però se Manuel anche è d'accordo, fra 5 minuti magari terminiamo la diretta e diamo la linea poi a Calcio Napoli 24 live e restiamo poi qui Marco, scusami, primo collegamento. mi senti? Vai, dimmi, Manu. Vai. Sì, anche perché ti racconto in diretta a 11:52 gli azzurri stanno rientrando adesso negli spogliatoi, salutando il gruppo. Lavoro atletico che è iniziato, ti dico subito, precisamente ore 11:20, quindi la solita mezz'ora di lavoro atletico, mezz'ora esatta. Giovane saluta, anche lui ha un cronometro tra le mani. Gli ultimi ad uscire Marianuccio, Baretin e Milton Pereira. Restano in campo Gutierrez che scambia con Landucci. Gutierrez è una delle note
più lieti secondo me sinora di questo ritiro. E poi vedo Di Lorenzo, Spinazzola e c'è un azzurro a terra che credo sia Politano, ma non a terra perché è infortunato, ma perché è stanco dalle ripetute. Sì, Matteo Politano che sta parlando con Magnanelli. Escono Højlund e Garofalo proprio in questi istanti. Højlund parla con Landucci. Landucci si copre la bocca, un po' come in una partita di Serie A. Eh beh sì, ormai, tra l'altro chissà se la questione della mano davanti alla bocca anche nelle competizioni UEFA, nelle competizioni europee sarà adottata, ovvero ricordiamo che al mondiale chiunque fosse beccato a interloquire con un avversario ponendosi la mano davanti alla bocca era stato espulso. Sarà curioso poi capire se anche le varie leghe prenderanno questa decisione, questa novità. Adesso io dichiaro conclusa la puntata di Buongiorno Di Maro. Ricordiamo, allenamento iniziato alle 11:15 e finito adesso, una mezz'oretta abbondante di scarico e defaticante. L'allenamento era previsto alle 10, ma è iniziato con molto ritardo a causa, appunto, credo, del fatto che gli azzurri si siano limitati a fare un allenamento defaticante. Ricordiamo, dalle ore 16 saremo in diretta per raccontarvi la conferenza stampa di Giovanni Manna, anzi la mostreremo in diretta integrale. Oggi pomeriggio invece non c'è allenamento di azzurri, quindi poi noi ci rivediamo domani dalle 10 per mostrarvi in maniera integrale l'allenamento degli azzurri aperto alle telecamere. Stessa cosa dicasi per domani pomeriggio, sempre allenamento open. Marco, prima di salutarti, di salutarti, scusami se ti interrompo, arriva Billy Gilmour con uno dei fisioterapisti in campo, a seduta diciamo terminata per gli altri azzurri. Vedremo se farà giri di campo, ma credo di sì, anche perché ha scarpe da ginnastica, mentre poco fa il nostro Ciro De Luca ha beccato, e adesso la facciamo vedere anche in regia, delle foto, delle immagini molto belle di Milinkovic-Savic che irriga il campo, quindi con l'irrigatore fra le mani. Molto simpatiche queste immagini di Milinkovic-Savic. Ringraziamo Ciro, grazie a cui appunto ora avremo queste belle immagini. Io ringrazio anche te, Manuel Guardasole, ci vediamo poi dopo per la conferenza di Manna. Grazie a voi, un abbraccio. Grazie, veniamo qui ora allo studio centrale nostro di Cine24 a Di Maro. Ne approfitto quindi per ricordarvi nuovamente, dalle 16 trasmetteremo tutta la conferenza del direttore sportivo azzurro in diretta. Ora vi lascio al nostro Ciro Novellino e anche ad Alessandro Montano, che ci terranno compagnia fino alle 14 con Calcio Napoli 24 Live, anche con le nostre incursioni qui da Di Maro. Quindi lascio la linea a Ciro Novellino, noi ci vediamo dopo con la conferenza stampa di Manna. Ciao ragazzi.